Bene, un benvenuto a tutti, un carissimo benvenuto all'amica ed eurodeputata Rosanna Conte, un grande grazie all'amico Beppi Pan per aver portato qui a Palazzo Ferrofini uno dei simboli della cultura e dell'impresa italiana, la Vespa Piaggio, che riassume in sé, con oltre 20 milioni di esemplari venduti, uno dei maggiori successi della storia del Novecento di design di mezzo di trasporto funzionale a costi contenuti, uno dei simboli classici dell'Italia, e non a caso essa figura e ritorna nell'immaginario collettivo mondiale grazie ai grandi film da Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck, dalla dolce vita di Federico Fellini, via via sino ad American Graffiti con George Lucas. Raccontò i sogni di una gioventù americana degli anni 60, fino a Caro Diario di Nanni Moretti, che comunque ha, diciamo, avuto nell'immaginario collettivo tutta una serie di appunto flash. Anche negli anni 80, richiamando gli anni delle immense compagnie di Max Pezzali, questo era un normale diciamo, trovarsi fra amici. Io sono questo qua, tanto per essere chiari, con un Pix bianco che mi ha permesso di esplorare il Veneto in lungo e in largo. La Vespa è un elemento iconico internazionale, compare in più di 1000 film e compare, penso, in tantissimi ricordi di tanti di noi. Ma questo simbolo è stato capace di rinnovarsi negli anni a partire dalla sua creazione nel 1946 su intuizione di Enrico Piaggio e realizzazione di Corradino d'Ascanio, ed è molto di più di un motociclo di successo. Nell'Italia segnata dalle ferite materiali e morali della Seconda Guerra Mondiale, Enrico Piaggio, che stava affrontando la riconversione post-bellica, ebbe l'idea di realizzare un motociclo a basso costo, accessibile a una vastissima platea di cittadini. Mio papà aveva un GS di purtroppo non più in nostro di dotazione, ma che appunto gli ha permesso anche lui di girare in lungo e in largo il nostro territorio, però era una cosa che era presente in quasi tutte le famiglie. Dopo alcuni tentativi appunto si affidò a Corradino d'Ascanio, un ingegnere aeronautico che non amava le motociclette, ma che realizzò un oggetto di culto capace di conquistare il mondo, diventando immediatamente il simbolo della rinascita italiana. Una Italia che non era più solo di mandolini e spaghetti, ma un paese nuovo, segnato dal lavoro, dalla creatività dell'industria, dallo sforzo di un popolo che voleva scrollarsi di dosso la povertà non solo economica. La nuova Italia stava nascendo e la Vespa ne fu un immediato simbolo, il primo di una serie di oggetti destinati a cambiare la storia non solo del design. Pensiamo alla Lambretta, che però era molto meno bella della Vespa, alla lettera 22 della Olivetti, alla Fiat 500, agli elettrodomestici negli anni 60 della Brion Vega e via dicendo, tutti oggetti di culto, belli da vedere, straordinariamente funzionali e utili, finiti non a caso nei maggiori musei d'arte contemporanea come il MoMA di New York. La Vespa fu così importante da segnare nel 1950 la nascita dei primi club di appassionati, e proprio a Venezia, a Mestre in via Piave, nacque uno dei primi di questi club, che organizzò nel 1953 il primo raduno internazionale dei vespisti qui a Venezia, in piazza San Marco. Oggi in Veneto sono circa una trentina i club della Vespa e in tutta Italia i vespisti iscritti ai club sono poco meno di 1 milione di cittadini. Io ringrazio Giuseppe Pan per averci ricordato questa pagina di storia, di cultura e passione di un'Italia che credeva nel suo futuro e nel lavoro, un insegnamento che dobbiamo rilanciare e dare ai nostri giovani. La Vespa è stata per intere generazioni un simbolo di libertà, un mezzo che ci portava verso il domani, dando concretezza alle speranze dei più. Lascio ora la parola e anche la conduzione della giornata all'amico Pan, che ci illustrerà la risoluzione che in tanti abbiamo firmato. Prego Giuseppe.
Grazie Presidente Ciambetti, anche grazie per la tua disponibilità e ospitalità oggi a portare qui una rappresentanza di quel milione di vespisti, e quindi saluto il dottor Roberto Donati che è rappresentante dei Vespa Club, in questo caso italiani, e tutti gli amici che sono presenti qui, naturalmente la presenza anche dell'onorevole Rosanna Conte per quanto riguarda il Parlamento europeo. Sì, abbiamo voluto noi come Lega, come naturalmente Movimento, presentare questa risoluzione, io come capogruppo, perché pensiamo che se c'è una cosa da difendere anche in questo paese e soprattutto anche nella nostra regione sono le identità. Noi siamo famosi per le identità territoriali, per le identità storiche, culturali e naturalmente la Vespa non può essere che uno dei simboli, come ha ricordato il Presidente Ciambetti, di questa identità che è nell'animo italiano, veneto e del nostro popolo, che è quella appunto della bellezza, naturalmente del trasporto, ma allo stesso tempo della qualità della vita in tutti i settori. Se noi esportiamo qualcosa in questo mondo è proprio questo, la bellezza, l'arte, la cultura, la enogastronomia e tutto quello che naturalmente richiama il nostro territorio. Quindi cos'è di più bello avere girare con una Vespa storica come quella che ci avete portato oggi qui, per l'itinerari anche della nostra regione, per vedere, osservare e conoscere le nostre città, anche quelle più piccole, i nostri borghi antichi. E quindi sicuramente con questo spirito io ringrazio tutti i presidenti dei Vespa Club che sono qui, ma anche quelli che io penso sono collegati tantissimi a casa. Oggi non è proprio una gran bella giornata di tempo fuori qui a Venezia, ma essere qui oggi per promuovere e riconoscere questo marchio fondamentale della nostra cultura, della nostra storia e tutelarlo da chi? Tutelarlo dalle legislazioni che possono in qualche maniera impedire a questi milioni di vespe che girano storiche per il nostro non solo paese ma anche in altre parti del continente europeo, che sia impedito l'uso e il giro con la Vespa, perché inquinano, perché qua, perché là sono vecchie, perché sono storiche, quindi forse l'inquinamento e altre cose fanno parte di altri sistemi, non certo di questo mondo, e quindi sicuramente proteggerlo a livello nazionale, locale, europeo, affinché non si disperda questo matrimonio da queste legislazioni che possono impedire la circolazione di questo nostro diciamo simbolo italiano, di simbolo che tutti noi abbiamo dentro. Io non ho avuto mai una Vespa, ma per X motivi familiari 125. avevo un Lambrettone 125 che mi fu rubato, X. che era di mia sorella, che adoperavo io. Ha fatto outing, dai, comprendiamo. E quindi perdonatemi, ma che tra l'altro mi fu rubato a Padova, non so, in X tempi, che non mai più ritrovato. Quindi, a parte questo ritorno al passato, naturalmente il presidente che si vede qui con grandi lunghi capelli, eravamo tutti all'epoca degli anni '80, ci si prestava la Vespa nuvolata per andare a scuola, per andare a trovare le morose, per fare tutto questo. Io volevo anche ringraziare tra l'altro il nostro segretario federale, ministro Matteo Salvini, che comunque nel settembre di quest'anno ha proprio voluto comunque la motorizzazione di Cremona essere presente per consegnare questa prima targa storica ottenuta nella reimmatricolazione di una Vespa Super Sport del 65, quindi vedete che anche comunque la nostra presenza, la nostra difesa di questo marchio, che tra l'altro è stata fatta anche portata avanti da altre regioni dove non siamo presenti, quindi anche nella Lombardia, comunque anche, so che qualcuno arriva proprio da Piacenza come voi, ma anche so che in altre regioni si stiamo muovendo, i nostri colleghi sempre della Lega. Io penso che manderemo a Roma un messaggio molto forte con questa risoluzione, che io penso che il Presidente Ciambetti porterà presto
in capogruppo per essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio. Quindi grazie ancora e viva la Vespa e viva il Veneto. Onorevole Conte, prego. Grazie. Tanto buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Io ringrazio il Presidente Ciambetti per la sempre disponibilità, la sua presenza, perché oggi è una giornata molto impegnativa qui in Consiglio, però nonostante questo è qui e sta rimanendo anche con noi, quindi sono molto felice. Ringrazio anche ovviamente l'amico Giuseppe Pan che ha presentato questa risoluzione in Consiglio regionale e che ha illustrato, e in qualche modo posso dire di essere lieta per essere stata la promotrice di questa iniziativa, soprattutto almeno per quanto riguarda il Veneto, come ha detto Giuseppe, perché altre regioni si stanno già muovendo. Quindi colgo l'occasione per ringraziare per quello che sta facendo il dottor Donati, Roberto Donati, perché è responsabile del settore cultura della Vespa Club d'Italia, perché sta facendo di tutto il possibile affinché che la Vespa venga riconosciuta come patrimonio culturale del nostro paese. Dopo ce ne parlerà lui nel modalità, come e qual è il percorso esatto che dobbiamo intraprendere. Colgo l'occasione ovviamente di ringraziare e salutare tutti i presidenti, gli associati del Vespa Club Veneto e non, perché sono contenta che ci siano anche al di fuori della regione, e anche tutti quelli che non sono riusciti a arrivare visto la logistica e il tempo non molto felice. Io vi dico solo che la regione Veneto è la seconda regione d'Italia per quanto riguarda il mondo dei vespisti, preceduta semplicemente solo dalla Sicilia e poi successivamente dalla Lombardia. Quindi direi che siamo messi abbastanza bene. La giornata di oggi qual è l'importanza? L'importanza è quella di dare un segnale forte di tutela di quello che è il nostro patrimonio e di quello che sono uno dei simboli più importanti della nostra identità, come è stato detto. Pensiamo che la Vespa ha un fascino che resiste nel tempo. Sta resistendo, è nata nel 1946, fra 2 giorni sarà l'anniversario. Mi dispiace, ma non riuscivamo a far coincidere le due date, ma insomma siamo vicini. È Pasqua, sì. Ed è uno di quei pochissimi esempi che riesce a sopravvivere anche alle nuove generazioni, mantenendo lo stesso marchio. È un marchio che è inimitabile, per cui unico. È davvero difficile trovare qualcosa come la Vespa che rappresenti il Made in Italy. Il Made in Italy da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, tradizionale, simbolico e, perché no, anche popolare. Però adesso perché l'Europa? L'Europa adesso perché questa nostra storia è a rischio. È a rischio da queste politiche ideologiche che l'Unione Europea ha intrapreso negli ultimi 5 anni, un'ideologia che nell'ambito del Green Deal e delle emissioni, e quindi è un'ideologia estrema che noi dobbiamo assolutamente combattere, perché va a penalizzare quelle che sono le nostre radici, la nostra tradizione, la nostra identità. E quindi sono dell'idea che dobbiamo farlo in qualsiasi modo, dobbiamo cercare di bloccare questo atteggiamento da parte dell'Unione Europea. D'altronde io ritengo che questo coniugio tra il Veneto e Bruxelles sia importante, in modo tale da mandare un messaggio chiaro a Roma e riuscire quindi ad ottenere qualcosa di più importante. Tra l'altro, se arriva anche da altre regioni è meglio. Per quanto riguarda l'Europa, a Bruxelles stiamo lavorando attivamente e stiamo insistendo affinché ci sia con convinzione vi sia uno sviluppo maggiore per quanto riguarda i biocarburanti come combustibile alternativo a quello elettrico. Però l'obiettivo non è ovviamente soltanto tutelare le Vespe d'epoca, ma anche un comparto, le famiglie, i lavoratori e le nostre imprese. E dobbiamo prepararci, perché dobbiamo essere pronti nel 2026 ad affrontare, quando in Unione Europea verranno ridiscussi quel regolamento stop al motore endotermico entro il 2035.
un target che andrebbe a distruggere tutte le nostre aziende italiane, non solo italiane ma anche europee, e quindi mettendo in discussione tra l'altro moltissimi posti di lavoro. Tra l'altro vi dico una curiosità, perché solo per il provvedimento che ha preso la Commissione europea nell'ultimo recentemente in merito a quanto riguarda la dismissione delle auto, quelle che devono essere rottamate. Cioè, avrebbero la pretesa anche di dirci quando farlo e come farlo. Cioè, capiamo bene che c'è a rischio, non c'è soltanto un modo di rottamare la macchina, c'è il rischio di una violazione delle nostre libertà e il diritto di proprietà, perché uno cambia la macchina quando vuole cambiarla e quando può economicamente farlo. Quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa battaglia sotto ad ampio raggio e sotto diversi aspetti. Ecco, questo per dire tutte queste ecofollie, tra l'altro, perché della Lega? Perché sono ecofollie che vengono sostenute in Europa soprattutto dalle sinistre. Per cui noi della Lega siamo pronti a combattere, lo faremo in Italia e lo faremo anche in Europa. Oggi, prima di passare la parola a Roberto Donati, voglio chiedere, faccio un appello agli amici della stampa che sono qui presenti oggi, chiedendo, intanto che li ringrazio assolutamente per essere qui, chiedendo che diano ampia risonanza a questo evento, soprattutto per la tutela della nostra identità. Perché la Vespa è una delle eccellenze, quando si dice eccellenze del Made in Italy, possiamo dire che la Vespa lo rappresenta in pieno. Quindi io le ringrazio, posso prendere l'impegno che continueremo a proteggerla contro il Green Deal in Europa per quello che mi riguarda. Grazie. Grazie Rosanna. Invito Roberto Donati a prendere la parola e appunto, prendendo le parole di Rosanna Conte, il Vespa Club del mio comune si chiama Vespa Club 2%, tanto per dire che insomma è un po' un autogol, perché assolutamente. Prego. Grazie. Allora, io cominciavo subito con un video velocissimo, se può partire, di una mostra che ho organizzato 2 anni fa alla Biffi-Arte a Piacenza, di come introduce il discorso della Vespa perché è cultura. All'inizio ci sarà Bruno Munari, che è uno dei più grandi designer italiani, vincitore del Compasso d'Oro alla carriera. Ascoltate le parole, cosa dice all'inizio. Mi pare che oggi nel campo della progettazione si stia ritrovando un equilibrio. Quello che mi preoccupa più di tutto è che l'oggetto risponda realmente a una funzione, che l'oggetto non sia legato a nessun stile, a nessuna moda, per cui lo si possa vendere anche fra 20 anni. Mezzo di locomozione, simbolo dell'Italia. Questa, eccola qua. Ve la ricordate com'era la bella la Vespa? Io me l'ho appena comprato la Vespa, sai, a quell'epoca faceva figo, no? Uno c'era la Vespetta, l'uscita, la Vespetta, 4 È come avere la macchina oggi, praticamente. Tricolore, uno scooter che hanno unito il nostro paese e non solo. Ottimo. Ecco, questa qua solamente per introdurre il discorso cultura Vespa. Perché cultura e perché la Vespa? Allora, io intanto prima ringrazio il gruppo Lega, ringrazio Giuseppe, la Rosanna, il nome di battesimo non lo so. Roberto, un bel nome. Roberto, esatto, perfetto. Perché comunque sono non solamente in Veneto, siete
non si chiama partito, siete quella Lega, si dice partito, la Lega, che comunque ha preso questa cosa per portarla avanti. Prima parlavamo delle altre regioni, è stata presentata in Piemonte, sempre dalla Lega, in Lombardia, in Umbria è già stata votata e passata, quindi verrà in discussione in Parlamento prossimamente. Il PD si è anche lui incanalato in Puglia, l'hanno approvata, attenzione, sono messaggi, approvati in Consiglio regionale della Puglia all'unanimità. Fratelli d'Italia in Friuli, Veneto sempre voi e in Lombardia sia PD che Lega. Questo già fotografa di cosa stiamo parlando, perché i politici, voi sapete benissimo, hanno motivo giustamente per ideologie, per litigare tra virgolette. La Vespa mette d'accordo tutti quanti, la Vespa ci rappresenta e noi come Vespa Club d'Italia abbiamo pensato le motivazioni che ci hanno portato a promuovere questa campagna di raccolta firme online, questa petizione popolare, per salvaguardare la Vespa. Attenzione, la Vespa del Novecento. Perché del Novecento? Perché noi puntavamo all'inizio a chiedere di entrare attraverso il decreto legislativo numero 42 del 2004 di far diventare la Vespa patrimonio culturale. Però la Vespa del Novecento perché io mi immagino il legislatore che potesse avanzare un punto interrogativo e dire sì, Vespa Club d'Italia, ma la Vespa è ancora in produzione. Noi non possiamo far diventare un qualcosa patrimonio della cultura perché diamo al brand Piaggio un benessere in più per quanto riguarda il loro marchio. Quindi l'abbiamo chiamata, abbiamo cercato di mandare in piedi questa petizione della Vespa del Novecento patrimonio culturale italiano. Allora, io ho sentito quello che hanno detto appunto gli onorevoli qua e sono le cose giuste, verissime, che tutti quanti sappiamo, che tutti quanti raccontiamo, ma la Vespa è un iceberg. La parte emersa che tutti quanti possiamo vedere, e le Vacanze Romane, e il MoMA, e Cesare Cremonini, e Nanni Moretti, queste sono solamente la piccola parte. Tutto quello che è sotto va portato sopra, va portato in alto per farlo apprendere, per farlo gustare da tutti quanti. E anche qui apro una piccola parentesi. Che cos'è la cultura? Per cultura noi intendiamo in genere cultura di serie A. Quindi se io vado a vedere una mostra di Van Gogh, o se vado a vedere il Caravaggio, o se vengo a Venezia, ma poi non ho la persona che prima mi ha spiegato le sale fatte col cuoio, mi ha spiegato la peste, mi ha spiegato tutto quanto, io che cosa mi rimane? Se io parlo di opera lirica, ma non so niente di musica dell'opera lirica, posso dire il telegiornale, i media, l'opera italiana, il teatro italiano, ma questa sì è cultura, ma c'è una cultura popolare, come ha detto Rosanna, popolare, che forse è più di serie A del resto. Allora io adesso volevo farvi vedere un attimino con la prima foto. Ecco, guardate questa foto qua. Qua siamo negli anni 50, qui abbiamo tutta la cultura popolare italiana, forse non si vede. Allora abbiamo la nostra Vespa, abbiamo quelle giovani donne vestite con i costumi della propria regione, orgogliose di mostrarlo. Noi siamo queste, questo è l'Abruzzo e poi ci sono altre regioni, siamo noi. Poi guardate bene, abbiamo dei giovani con il casco, perché l'Italia è sempre stato un paese che ha voluto primeggiare, quindi immaginiamo la Ferrari, immaginiamo l'MV, la Gilea, no? Vincere, e quindi gareggiare. E abbiamo delle persone col casco. Poi se guardate a sinistra ci sono i carabinieri. E i carabinieri è la nostra cultura, è il patrimonio della cultura italiana. In fondo che cosa abbiamo? Il bar. Il bar è il simbolo del ritrovo sociale italiano, adesso si sta perdendo, ma abbiamo il bar. E non solo, abbiamo l'insegna di Martini, che è uno dei brand più famosi per quanto riguarda gli alcolici. Questa è una prima cosa per introdurre perché la Vespa è cultura di serie A e non di serie B. Vediamo se va. C'è qualche problema? Ok. Ecco, adesso vi do qualche spunto perché la Vespa è oltre altri veicoli come la 500, il Maggiolino, la Ferrari. Anni 50, tutti i divi di Hollywood e i divi di Cinecittà si sono fatti riprendere sulla Vespa, gratuitamente, favoriti anche dal fatto che le major americane vennero in Italia per questioni economiche, perché fare i film a Cinecittà costava la metà che farli a Hollywood. E quindi
riuscimmo a conoscere uno splendore per quanto riguarda la filmografia italiana, ma anche quella americana, che venne appunto, che poi diede vita alla Dolce Vita. Voi vedete, se voi immaginate se oggi come oggi un brand potesse fare una pubblicità, immaginate la Coca-Cola che potesse prendere tutti gli influencer mondiali e creare una pubblicità del genere. Sarebbe impossibile, costerebbe miliardi. Questo per dire, ecco, la Vespa è anche questo. Quindi non è solamente l'Italia la Vespa. Ecco, la Vespa unisce le generazioni. Allora, qui c'è gente con i capelli bianchi. No, ma anch'io un po' siamo lì. Ce li hai ancora. Hanno figli che hanno magari avuto la Vespa. I papà, gli zii hanno avuto la Vespa. Unisce le generazioni. Qui abbiamo Tyrone Power, che è il papà di Romina Power, sulla Vespa. Romina Power qua nel calendario Piaggio, giovanissima. Quindi unisce. La Vespa è nata quando eravamo in monarchia, le donne non votavano, ha visto tutti i cambiamenti, ha rilanciato l'Italia, la costruzione, il boom, la contestazione giovanile, sono arrivati gli anni di piombo, l'edonismo di Yuppie, è andata avanti, adesso è diventata elettrica. Cioè la Vespa dice, fate di me quello che volete. Io sono qui e fotografo sempre l'Italia, in tutte le fotografie, dal 46 in avanti, possiamo trovare una Vespa. E che molto simpaticamente e umilmente se ne sta da parte, però è lì che testimonia. Ecco perché unisce. Poi non è stata di destra, non è stata di sinistra, non è stata né per i poveri né per i ricchi, per tutti. Ha rilanciato, ha creato e ha dato la possibilità alle donne di muoversi. Ha puntato molto sul discorso femminile fin dall'inizio. Quindi proviamo a immaginare, andiamo avanti ancora, oltre a destra e a sinistra, ricco e povero, questa connessione con la persona appunto anziana. Quindi l'anziano che dice ai miei tempi anch'io guidavo la Vespa, e quindi è un continuo connubio tra le generazioni, non c'è mai uno stacco. Ecco, adesso questa è un'altra immagine. Inizio anni 70, vediamo i giovani come erano vestiti. Ovviamente sono giovani che non contestavano, perché Piaggio era una ditta che ovviamente ci teneva anche all'immagine. Ecco, questi sono i giovani dell'epoca con i libri in mano, i dischi, vestiti in questo modo, ce li ricordiamo. Attenzione adesso, guardate le Vespe che ci sono, guardate questa immagine. Questa è Sfera e Basta, no? Li conoscete, un gruppo. Voi ditemi se non c'è omogeneità comunque tra una Vespa che ha 50 anni e queste persone qua, diametralmente diverse dai giovani di 50 anni fa, con i tatuaggi, i piercing. E stanno bene lo stesso. Allora dico, non abbiamo messo una Vespa del 2020, abbiamo una Vespa di 50 anni. Se io lì ci avessi messo una 127 o una 128, forse non ecco, andava a cozzare. Questa è la forza della Vespa. Ecco, questa è importante. Sembra semplice, ma questa è una famosa pubblicità, Chi Vespa mangia le mele, del 69, nata dall'idea di Gilberto Filippetti, della leader di Firenze, che era incaricato dalla Piaggio di creare una nuova campagna pubblicitaria. A lui venne in mente di fare Chi Vespa mangia le mele. Perché? Perché lui si trovava su un pullman a Firenze, in quel mentre c'era una contestazione giovanile, e un giovane che scriveva sui muri non fidati di chi ha più di 30 anni, in quel mentre addentava una mela e si rivolse con lo sguardo verso questo Gilberto. Lui disse, in quel momento lì, con quella scritta, non fidati di chi ha più di 30 anni, 2/3 degli occupanti del pullman furono stesi, perché erano tutti più di 30 anni, no? E questi occhi che lo guardavano gli fecero scattare l'idea della mela. Ma la mela è il simbolo del peccato originale, Adamo ed Eva, poi è diventato Isaac Newton, è diventato Magritte, cioè la mela è sempre nella storia culturale, non solamente italiana. Allora, tu addenti la mela e non vai all'inferno, tu vai subito in paradiso. Chi Vespa mangia le mele, la puoi addentare e puoi andare libero, col vento tra i capelli, con la fidanzata e con la chitarra, puoi andare a suonare, accendere un falò, scopri, vivi. E questo fu una pubblicità che venne anche criticata, parliamo del 69, dall'Accademia della Crusca, dai sociologi, da Umberto Eco, perché dissero non puoi mettermi un sostantivo al posto di un predicato. Chi Vespa mangia le mele è
chi va in Vespa devi dirmi, non chi Vespa, no, chi Vespa, che poi nacque Vespare. Quindi questo spaccò anche i ben pensanti, fece parlare Dario Fo, Crepax fece una striscia con Valentina, lo riprese, no, mi sfugge, il cantautore vabbè, mi verrà dopo, chi Vespa mangia le mele, chi Corca besa le mele, vabbè, mi sfugge. Vasco Rossi, porca miseria, scusate, Vasco Rossi la riprese, no? Ecco, Oliviero Toscani qualche anno fa disse: questa è la campagna pubblicitaria numero 1 mai prodotta in Italia. Allora dico, là ci sono stati gli attori hollywoodiani, qui la numero 1 della campagna pubblicitaria italiana, guarda caso, è dedicata alla Vespa. Sarà un caso? Può darsi, però qui abbiamo raggiunto anche un'altra vetta. Qui andiamo a Venezia, perché Venezia è Venezia. Allora, 1946, 78 anni fa, siamo a fine marzo, la Vespa è appena stata presentata a Torino, il 24 alla Mostra della Meccanica e Metallurgia, e furono già staccati i primi contratti. Poi questi esemplari vennero portati nelle principali città di ogni regione. Qui abbiamo il collaudatore Natale Biasci e siamo a Piazza San Marco. Questa è una delle prime 60 Vespe costruite ed è identica a quella che ho portato oggi. Quella che vedete giù è la numero 48 di quelle costruite, questa non si sa, una delle prime comunque. Poi dopo, nel 1953, come dicevate prima, venne organizzato il 23-24 maggio il primo raduno con 1500 persone partecipanti qui a Venezia, organizzato dal Vespa Club San Marco. Si ritrovarono al Lido e fecero la festa, la serale, gran gala. Poi il giorno dopo, mi sembra, 36 Vespe furono caricate sulle gondole e portate in piazza San Marco. Qua c'è Milano e Cesena che saluta. Ovviamente portando tutte le loro fiamme. Le fiamme cosa sono? Sono quei gagliardetti grandi che vedete dal nostro Marco Benini, va bene? Perché cosa succedeva? Che quando si facevano i raduni, ognuno portava la mia fiamma, il mio territorio, la mia passione. Noi siamo questi di Padova e veniamo a Venezia e stiamo insieme, ci divertiamo, mangiamo, guidiamo la Vespa, però questa è la nostra bandiera, questo è il nostro vessillo, questa è la nostra fiamma, cose che poi nel corso degli anni si sono perse. Ma perché? Perché il presidente del Vespa Club d'Italia, Renato Tassinari, era un giornalista negli anni 30 del Littorio, era un giornalista sportivo, quindi aveva comunque un modo di pensare molto gerarchico e anche il Vespa Club d'Italia era stato all'inizio organizzato in questo modo. Ecco, guardate qui che bello, guardate che poesia. 2 Vespe così messe una nella gondola. Io ci ho provato a portarla con la gondola, ma mi hanno detto di no. Ecco, questa qua è la copertina della rivista Piaggio, stupenda. La facciamo vedere. Qua ci sono alcune foto di alcune immagini, molto belle anche queste. La foto riprodotta qui a sinistra, il film veneziano, si riferiscono, eccetera, eccetera. E io potrei parlare per ore, ma adesso la chiudo subito qua. Ecco, volevo farvi vedere perché la Vespa non è solamente Italia. Cioè, ce la riconoscono tutti. Intanto, una piccola cosa che non ho detto, se voi andate sul motore di ricerca come Google e digitate Piaggio e digitate Vespa, ci sono più pagine dedicate a Vespa. Questo mi fa pensare, è l'unico prodotto che ha sorpassato chi l'ha creato. Cioè, la Ferrari, ci sono i vari modelli, Daytona, quello che volete, 250, GTO, però mai hanno sorpassato il nome Ferrari. La Fiat 500 non ha superato Fiat, è sotto, io ti ho prodotta. Qui no, Piaggio è qui, Vespa è sopra. E a livello mondiale non esiste un altro esempio, perché prima parlavo di Coca-Cola, ma Coca-Cola, il prodotto è identico al nome dell'azienda, come se questa si chiamasse Piaggio, si chiama Vespa. Quindi anche questo ti fa riflettere. Ma quello che è sorprendente è che in tutto il mondo ce l'hanno sempre riconosciuto e noi, come sempre, come italiani, le cose belle che abbiamo ci diamo poca importanza e non siamo capaci di innalzarle, come fanno i francesi, come fanno gli inglesi, come fanno gli americani, che hanno 250 anni di storia e quando hanno una baita di 250 anni sembra che fanno pagare anche il biglietto, no? Ecco.
Allora, l'anno scorso c'è stato a Parigi, ogni anno c'è il Salone Internazionale del Libro, è uno dei più importanti dopo Francoforte, mi sembra. Era dedicato agli italiani. Allora, voi immaginate, chi deve fare la locandina pensa, ok, allora facciamo Salone del Libro dedicato agli italiani. Guardate cosa ha creato. Tour Eiffel, ovviamente siamo in Francia, siamo a Parigi. Gli italiani come arrivano? Arrivano con la Vespa. Attenzione, ma gli italiani sono due giovani innamorati, quindi perché l'Italia è romanticismo, l'Italia è amore. E sono anche acculturati, eruditi, perché lei sta guardando un libro, una guida. Quindi il libro, la cultura, si serve della Vespa. Quindi per cortesia, la Vespa è cultura. Perché in Francia dicono, per noi, pensare a voi che venite qua, tac, perché l'immagine è simpatica, è semplice, è accattivante, è un design incredibile da sempre. E il vantaggio è sempre stato quello di cambiare poco alla volta. Vi chiudo con l'ultima e poi non vi annoio più. Quando parlavo degli anni 60, contestazione giovanile, provate a immaginare. Allora, cambiano i giovani, cambiano la pettinatura, cambiano il modo di vestirsi, cambiano gli ideali, va bene? Cambia completamente, è un ribaltamento. I vecchi sono i Matusa. Il papà che magari aveva 40 anni era il vecchio e io, papà, non ti seguo come sei vestito, non mi taglio i capelli come te, ti butto via. La Vespa era il simbolo del papà, perché magari il papà aveva la macchinetta o aveva la Vespa. La Piaggio con un salto mortale crea le Vespe più strette, esce il Vespino 50, esce la Vespa Primavera con dei colori accattivanti e questo oggetto che era il simbolo del vecchio da buttare via diventa il simbolo della nuova generazione. Ma se ci pensiamo, questo è, se noi prendiamo, prima abbiamo parlato della lettera 32, abbiamo parlato di simboli del design italiano, però una volta finito quel periodo sono stati messi nei musei, Lei no, lei non è un oggetto da museo, lei è un oggetto che deve continuare a correre sulle strade italiane, perché se diventa patrimonio culturale italiano, io suppongo che siccome per la Costituzione ci sono due obblighi, lo Stato lo deve tutelare e il proprietario lo deve conservare, se tu Stato devi tutelare la Vespa e ha le ruote, cosa vuol dire? Non me la metti chiusa in un museo, la fai circolare, perché il turista a Roma fa la foto al Colosseo, ma fa la foto anche alla Vespa o in Toscana, come qui vengono a fotografare le gondole. Quindi deve continuamente far parte del tessuto italiano, ma anche dal punto di vista paesaggistico. Io voglio dire una cosa forse troppo grande, ma deve essere così. Basta, io posso andare avanti, ma mi fermo qua. Si vede che ci credo, Visto che il Presidente Ciambetti penso sia rientrato in aula perché siamo agli sgoccioli di un provvedimento, io ringrazio Roberto Donati che veramente ci hai fatto scoprire anche per noi che abbiamo i capelli bianchi molte cose che non sapevamo, quindi no, io lo ringrazio perché a parte la sua passione che è innegabile, ma lui è di parte, io devo ringraziarlo perché è riuscito a portare una Vespa qui in palazzo che non pensavo non riuscissi perché c'è tanti problemi. Spiace di non essere andato in piazza San Marco per X motivi, anche vede qui abbiamo sovrintendenze, saluto anche l'assessore della cultura Corazzari presente con noi, quindi sappiamo benissimo quali problemi ci sono. Peccato perché aver fatto un raduno in piazza San Marco come i vecchi tempi non sarebbe stata una brutta cosa. Grazie all'onorevole Rosanna Conte, noi ci aspettiamo di rivederti nella sua Bruxelles a difendere questo nostro patrimonio, a difendere tutti i nostri valori e sono sicuro che lo farai come sempre hai fatto anche per quanto riguarda l'agricoltura, la pesca e tutte le nostre cose buone che produciamo, i nostri vini. Grazie. Buona continuazione, viva la Vespa e adesso facciamo una bella